Presentati i candidati agrigentini del Movimento 5 Stelle in vista dell'Election Day del 25 settembre, le proposte e i progetti che i pentastellati ambiscono a realizzare. Tagliati oltre 100 alberi di ulivo, indagini in corso, sequestrato distributore di carburante, privato di un'azienda di autotrasporti, controlli del nucleo ispettorato del lavoro a Castrofilippo e Sambuca di Sicilia. Al Tempio di Giunone spettacolo con Gianni Nanfa ed Ernesto Maria Ponte. Calcio eccellenza nella prima giornata di campionato, bene l'Acragas, male la Pro Favara, basket la Fortitudo batte in amichevole il Trapani. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione in apertura alla politica. Presentati i candidati agrigentini del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati e al Senato, ma anche i candidati all'Assemblea regionale siciliana. È stata l'occasione per parlare dei temi e delle proposte del Movimento 5 Stelle per il Paese, le sfide che attendono il nostro territorio, i progetti che il Movimento ambisce a realizzare. Il nostro direttore Arturo Cantella. Lucio Di Paola comincia questa esperienza come candidatura alla presidenza della regione, una candidatura che ha avuto un travaglio con la separazione del PD dopo le primarie. Ecco quali sono gli obiettivi del Movimento 5 Stelle per catturare il voto alla regione siciliana. Concretezza, entusiasmo e speranza, sono queste le tre parole che porteremo avanti in questi giorni. Abbiamo un programma, parliamo di programma, siamo gli unici che stanno facendo delle proposte concrete, ad esempio per il taglio delle bollette ai siciliani, e le proponiamo con forza e diciamo ai siciliani: guardate che negli ultimi 10 anni ha governato il centrodestra, ha governato il centrosinistra, non ha mai governato il Movimento 5 Stelle, ma siamo stati sempre lì a portare avanti delle proposte, delle istanze. Oggi chiediamo ai siciliani, nell'Election Day andranno a votare più del 50% dei siciliani, si voterà sia per le nazionali che per le regionali, chiediamo un voto di forza, di entusiasmo, un voto che può cambiare le sorti della Sicilia e trasformarla finalmente dall'analogico al digitale. Questo è quello che vogliamo portare con forza e lo facciamo perché stiamo portando avanti l'agenda sociale e non l'agenda Draghi, e questa cosa ci tengo a sottolinearla, quindi qualunque tipo di separazione è stata fatta perché noi stiamo continuando a pensare agli ultimi, a tutti quegli emarginati. Sono 650.000 i percettori della cittadinanza in Sicilia, 650.000, 1 miliardo di euro di fondi, di soldi che sono stati investiti qui in Sicilia, che sono stati spesi da chi ha percepitore di cittadinanza. Noi parliamo a loro perché vogliamo creare lavoro, ma lo vogliamo creare con il dinamismo, non vogliamo galleggiare, così come hanno galleggiato i due ex presidenti della regione di centrodestra e centrosinistra. Uno dei propositi, appunto, stavamo parlando di reddito energetico, diamo agli imprenditori, ai negozianti che oggi si sono visti quadruplicare i costi della bolletta, diamo loro a fondo perduto dei soldi, vogliamo mettere 50 milioni di euro che li prendiamo dai tagli, dagli sprechi della regione siciliana e li mettiamo a disposizione degli imprenditori per realizzare impianti fotovoltaici, impianti di solare termico, mini eolico e tagliare finalmente i costi della bolletta. Questa è una proposta forte, concreta, che vogliamo fare subito. Nell'immediato tagliamo i costi della regione siciliana e diamo agli imprenditori la possibilità, ai negozianti, di avere una boccata d'ossigeno e di respiro. Ovviamente il fondo di rotazione è proposto anche per loro, sono 50 milioni di euro che vanno ad alimentarsi perché quello che emettono in più come energia all'interno della rete viene immagazzinato come guadagno dalla regione siciliana e quindi è un fondo che si autoalimenta, quindi non sono 50 milioni di euro, ma sono 50 milioni di euro che vengono continuamente rialimentati. Per quanto riguarda invece il discorso dell'ambiente, perché ci teniamo a questo, siamo l'unica forza politica che dice chiaramente no agli inceneritori, dice no a tecnologie obsolete, a tecnologie vecchie e sì invece con forza a tutta quell'impiantistica distribuita, a tutti quegli impianti che vogliamo realizzare nei vari ambiti territoriali, provincia per provincia, territorio per territorio. Però chi ve lo dice ad oggi non ha governato, chi invece vi propone gli inceneritori sono gli stessi che hanno governato per 10 anni la regione siciliana. Allora noi, ecco perché il discorso della concretezza, noi gli impianti li vogliamo fare per davvero, ma vogliamo fare quegli impianti distribuiti che servono a quel territorio, non ai mega impianti tra l'altro obsoleti, quella è solo propaganda. Sugli
Filippo Perconti, candidato alla Camera, ecco, ripropone la sua candidatura e il suo impegno politico come già fatto nella precedente legislatura. Assolutamente, io sono candidato secondo nel listino plurinominale alla Camera, dopo le elezioni interne che ci sono nel nostro movimento, perché il nostro movimento è l'unico, come ripeto più volte, che fa delle elezioni interne per scegliere l'ordine dei listini bloccati, e sono candidato anche nel collegio uninominale. Ci tengo a precisare una cosa: negli altri due collegi uninominali del nostro collegio, quindi Trapani e Gela, di cui fanno parte anche alcuni comuni della provincia di Agrigento, in quei collegi là il centrodestra ha candidato due persone che sono famose più per il loro assenteismo che per il loro lavoro in Parlamento, e mi riferisco a Michela Vittoria Brambilla e alla fidanzata di Berlusconi, la Marta Fascina, che hanno raggiunto circa il 70-80% di assenza in Parlamento. Io mi riferisco, chiedo agli elettori di centrodestra cosa potranno fare queste persone per il nostro territorio se neanche ci sono mai venute. Ida Carmina, capolista alla Camera, una bella soddisfazione? Certamente, soprattutto perché viene dal consenso della base, che ha voluto premiare il grande lavoro fatto quale sindaco di Porto Empedocle, cioè al fronte sul territorio a contrastare il disastro finanziario, la pandemia, e nonostante tutto a uscire a testa alta e far uscire con dignità il mio paese da una situazione davvero difficile, e penso che questa fatica alla fine sia stata premiata dagli attivisti che mi hanno tributato un larghissimo consenso, tanto da essere la capolista. Io ho partecipato alle parlamentarie come è regola del Movimento 5 Stelle e sono stato il più votato a livello siciliano tra gli autocandidati al Movimento 5 Stelle, perciò avrò di nuovo l'onore, l'onere di rappresentare, spero, all'interno del Parlamento italiano i siciliani. Già per la provincia di Agrigento mi sono impegnato e ho portato anche qualche risultato a casa, sia col decreto agosto nel 2021 sono stati stanziati 3,5 milioni di euro per i comuni siciliani che sono più impattati dai flussi migratori. Per questo sia il comune di Porto Empedocle, ma anche il comune di Lampedusa e Linosa e Siculiana hanno ricevuto ognuno di loro 375.000 euro che hanno utilizzato per realizzare delle strutture. Dopo 5 anni di opposizione siamo impegnati innanzitutto a spiegare ai siciliani, in particolar modo nella provincia di Agrigento, cosa abbiamo fatto in questi 5 anni di un governo Musumeci che ha ridotto la Sicilia in macerie. I risultati sono sotto gli occhi di tutti, la continuità è quella del proponente governo Schifani. Ovviamente noi siamo contrari a questo tipo di proposta, ci schieriamo fin dall'inizio col nostro programma, che è dalla parte degli ultimi, dalla parte di chi percepisce il reddito di cittadinanza e che ha trovato le politiche attive del lavoro applicate male dal governo Musumeci. Io ricordo che la parte assistenziale è stata di competenza dello Stato, la parte relativa alle politiche attive del lavoro era di competenza della Regione. La Regione rischia tutt'oggi di sprecare 100 milioni di euro per il potenziamento dei centri provinciali per l'impiego. Ovviamente noi dobbiamo innanzitutto impedire questo tipo di attività, ci proponiamo da soli, perché non c'è stato verso di far convergere il PD dalla nostra parte con le nostre idee, quali per esempio il no agli inceneritori, che per noi sono un progetto vecchio, obsoleto, che richiedono 10-15 anni per quanto riguarda la loro realizzazione. Altri stati li spengono perché non hanno risorse per alimentarli, quali i rifiuti, e Musumeci fino a qualche giorno fa praticamente usciva con un bando che è andato deserto e non ha partecipato nessuno. Quindi uno dei primi atti che faremo è la revoca delle delibere che bandiscono con il pubblico incanto la realizzazione degli inceneritori. Vorrei mettere a disposizione l'esperienza acquisita in questi anni al servizio dei cittadini. Sono stato un amministratore e quindi so bene le difficoltà che oggi gli enti locali hanno nel ristabilire e nel fornire i servizi essenziali ai cittadini, ma in più abbiamo una grande sfida, quella rappresentata dai fondi del PNRR. I comuni devono essere in grado ed essere messi nelle condizioni di intercettare queste risorse e questi finanziamenti.
dobbiamo riuscire a creare opportunità sui territori sviluppando in positivo le risorse che questo territorio ha, il patrimonio naturalistico, il nostro sistema portuale, le peculiarità per creare opportunità e non fare migrare i nostri giovani, perché questo territorio si impoverisce sempre di più quando non riusciamo a creare opportunità e quindi a far esprimere competenze e professionalità ai giovani che purtroppo si formano e sono costretti ad andare fuori. Perché ci voglio mettere di nuovo la faccia per il Movimento 5 Stelle? Il Movimento 5 Stelle secondo me è sempre e ancora dalla parte giusta. Purtroppo giornali, altri politici buttano in continuazione fango, anche nella piccola Agrigento ci sono delle diatribe, ci sono delle discussioni continue. Io penso che come ho portato sempre alla parte giusta le ragioni del popolo al Consiglio Comunale, così potrei fare alla Regione Sicilia. Dopo 7 anni di consigliere comunale, quindi di politica attiva sul mio territorio, su Porto Empedocle, ho deciso e ho avuto anche l'opportunità di dialogare con i principali esponenti del movimento, con cui mi è stata propinata questa opportunità. Mi sono messo in gioco, ho dato la disponibilità, mi sono autocandidato sulla piattaforma e sono stato scelto, diciamo, per questa battaglia, e a me questo fa molto onore. Ho lavorato molto sul mio territorio, quindi su Porto Empedocle, sono stato riconfermato alle ultime elezioni di ottobre 2021 come sono l'unico consigliere del Movimento 5 Stelle oggi in carica. Ho portato avanti tante battaglie sulle infrastrutture, soprattutto a Porto Empedocle, e questo vorrei riportarlo alla Regione, sperando che i cittadini agrigentini, siciliani premino il Movimento 5 Stelle e mi diano questa possibilità. Io sono attivista da tantissimo tempo del Movimento 5 Stelle e grazie a questo la mia base, diciamo, le persone che mi hanno seguito negli ultimi 10 anni hanno creduto in me, hanno dato un grande sforzo, hanno fatto un grande sforzo per avere diciamo, questa mia candidatura, quindi è un carico di responsabilità fortissimo che ho nei loro confronti, diciamo, sulla base, ma anche e soprattutto per il territorio. Il mio impegno sicuramente sarà proprio per lo sviluppo di questo territorio, non solo diciamo, per le infrastrutture che sono mancanti da tanto tempo, ma anche per un risveglio anche culturale e sociale della nostra terra. Il nostro programma è tutto rivolto a questo di cui parlavo, ma anche un'agenda sociale, per cui il reddito di cittadinanza, quello è la nostra bandiera, ed è servito tantissimo negli ultimi anni per sostenere quelle situazioni di deficit economico che molte famiglie hanno vissuto e che sicuramente continuano a vivere, perché in questo momento viviamo momenti abbastanza critici. Oltre 100 alberi d'ulivo ormai pronti per la raccolta sono stati tagliati da ignoti malviventi che sono riusciti ad entrare nel fondo agricolo di proprietà di un bracciante agricolo 67enne. Il fatto è avvenuto in contrada Cappuccini, in territorio di Burgio. A fare la scoperta è stato l'agricoltore che, una volta arrivato sul posto, si è reso conto dello scempio, poi ha formalizzato una denuncia alla locale stazione dei Carabinieri. Al via le indagini per chiarire la dinamica, capire il movente alla base del gesto e individuare i responsabili. A coordinare l'attività investigativa la Procura di Sciacca, che ha aperto un fascicolo di inchiesta. Covid, il virus continua a circolare tra noi, un tampone su 3 è positivo. Il punto del commissario straordinario dell'ASP di Agrigento, Mario Zappia. Vediamolo. Primo aggiornamento del mese di settembre, siamo al 2 settembre, la situazione del Covid in provincia di Agrigento è sostanzialmente invariata sotto tutti i profili, perché il numero di casi positivi si mantiene intorno ai 200 al giorno. Vi ricordo solamente che questo significa che il virus continua a circolare sempre in maniera importante fra noi, e questo è testimoniato dai tamponi in cui abbiamo circa il 30% di percentuale di positivi sul numero totale, significa 1 su 3 persone è positivo. E vi ripeto, questi sono sempre quelli ufficiali, non possiamo tener conto di quelli che se lo fanno da soli o in farmacia e poi lo fanno a casa, perché in quel caso non li avremo mai. La situazione della medicina e della terapia intensiva di Ribera continua a essere
anche questa è sostanzialmente immutata perché abbiamo -2 in medicina più 1 in terapia intensiva, quindi perché ne abbiamo totale 2 in terapia intensiva e 13 in medicina. Anche per quanto riguarda la situazione delle vaccinazioni, la 417 vaccinazioni, di cui 312 quarta dose, abbiamo sempre un appiattimento delle vaccinazioni ed è quella cosa che io vi dicevo che è la più pericolosa per tutti noi perché non ci tiene coperti. Adesso sappiamo che durante questo mese dovrebbero arrivare vaccini nuovi, l'aggiornamento dei vaccini e quindi poi i sanitari saremo chiamati, adesso arriveranno tutte le disposizioni di legge per fare in modo che almeno i sanitari siamo coperti e poi arriveranno tutte le disposizioni per il resto per riuscire a mantenere la copertura da questa malattia quanto più possibile alta. Vi dico velocemente alcune notizie che sono degne di note, una veramente bella che è la banca cordonale del sangue di Sciacca, che fra le eccellenze siciliane ha una nomination per l'assegnazione del premio Best in Sanitas ed è un motivo di orgoglio per la nostra ASP, ma sappiamo bene che la banca del sangue cordonale è un'eccellenza siciliana, non solo dell'ASP di Agrigento. Poi stiamo andando avanti con la procedura di stabilizzazione dei medici in medicina nucleare, in pediatria, in neuropsichiatria infantile, in cure palliative, in neurologia, medicina del lavoro, sicurezza degli ambienti, ostetricia e ginecologia, medicina interna, oncologia e chirurgia generale. Abbiamo proceduto alla stabilizzazione e stiamo andando avanti per tutte le altre procedure. Ovviamente i medici sapete che sono inferiori come numero, se parliamo di stabilizzazione di infermieri ovviamente i numeri sono più alti, ma ci stanno lavorando e spero la settimana prossima di darvi qualche notizia almeno sulla procedura degli infermieri che prenderà qualche altra settimana di tempo. Vi auguro un buon mese di settembre, sarà il mese in cui inizieranno le scuole, sarà il mese in cui si inizierà a lavorare nuovamente e quindi siamo fiduciosi di ripartire alla grande anche per questo nuovo anno scolastico che ci porta a essere impegnati su tutti i fronti. Grazie ancora e buon fine settimana. I funzionari ADM di Porto Empedocle hanno sequestrato un distributore di carburante privato di un'azienda di autotrasporto. Delicata la decisione dopo le verifiche sul gasolio contenuto nel serbatoio del distributore utilizzato dalla società per il rifornimento dei propri mezzi di trasporto. Le analisi hanno fatto emergere la non conformità del prodotto. Non si trattava infatti di gasolio per autotrazione, ma di gasolio per motopesca, riscaldamento o marino, sottoposto a un'accisa agevolata. Il rappresentante legale della società è stato denunciato per sottrazione all'accertamento al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici. Su disposizione del GIP del Tribunale di Agrigento, l'Ufficio delle Dogane di Porto Empedocle ha eseguito il sequestro preventivo del distributore di 4.500 euro, l'equivalente dell'imposta evasa su Cabaret di solidarietà al Tempio di Giunone, spettacolo con Gianni Nanfa ed Ernesto Maria Ponte. Arturo Cantella. Serata di solidarietà promossa dal Centro Culturale Renato Guttuso di Favara, presidente Lina Urso Gucciardino. Si è svolta ieri presso il Tempio di Giunone, al Parco della Valle dei Templi, uno spettacolo di cabaret che ha avuto un ampio successo con i bravi attori Gianni Nanfa ed Ernesto Maria Ponte al fine di raccogliere fondi in favore dei profughi dell'Ucraina, ospiti a Favara. La serata è stata arricchita anche dai musicisti Salvatore Sciacca e Lillo Puccio, che hanno accettato di buon grado l'invito del Centro Guttuso per la serata di beneficenza. La serata è stata presentata dai colleghi Margherita Trupiano e Giuseppe Moscato. Noi possiamo quasi dire che questa serata di beneficenza è un proseguo su quanto abbiamo fatto e abbiamo organizzato alla fine di luglio, che praticamente assieme alla Croce Rossa abbiamo regalato 20 giorni di sole, di mare, di sorrisi, di gioia. È stata un'esperienza meravigliosa e siccome il Centro Guttuso la beneficenza non lo fa per una data occasione o un dato giorno, ma è una cosa che è dentro di noi. Nel DNA del Centro Guttuso c'è la solidarietà, quindi continuiamo il nostro impegno e stasera devo dire che sono doppiamente meravigliata e contenta
perché la gente ha risposto in maniera stupenda. Potevamo vendere biglietti il triplo di quelli che abbiamo venduto, con un entusiasmo, una gioia, e ciò mi fa dire che veramente la gente sta cambiando, la gente ama la gente e vuole fare qualcosa perché ha bisogno, e questa è una cosa veramente bellissima. Ecco, avete scelto degli artisti particolari per questa serata? Sì, perché come ho detto vogliamo regalare sorrisi a noi stessi e anche agli altri. E chi meglio di Gianni Nanva e Ernesto Maria Ponte. E poi abbiamo due professionisti, due artisti di grande valore, Lillo Puccio e Totò Sciacca, che ci delizieranno in maniera veramente superba. Ecco, voglio dire, forse molti pensano che c'è tanta fatica dietro a tutto questo, ma è una fatica che passa in un attimo, perché quando tu vedi la gente che ride, la gente che sorride, la gente che se ne va contenta e dire ho passato mezz'ora, un'ora di serenità, tu te ne vai e dici ecco, e questo è quello che dovremmo fare tutti, fare contenti gli altri, regalare sorrisi. Mezzo secolo, ripeto, 8.500 giornate sul palcoscenico, significa 20 anni ininterrottamente ogni giorno sul palcoscenico, meglio di così. Molti vogliono sapere la tua fonte di ispirazione. La fantasia e la lettura, e anche mia moglie, sì, che non ride mai quando le racconto le cose, poi a teatro invece ride a crepapelle, meno male. Ecco, qual è il segreto di questa tua carriera che non finisce mai? Riesci sempre a innovarti, a trovare tematiche che il pubblico le apprezza? Diciamo che la fonte più importante sono gli studi classici, proprio, che mi hanno aiutato tantissimo per quanto riguarda i meccanismi della risata, perché gli artifici retorici risalgono da allora e per fortuna non sono cambiati, per cui diciamo, conosco i meccanismi per fare ridere, perché li conosco dal punto di vista letterario, e poi mi riesce per fortuna di metterli in pratica sul palcoscenico. Insomma, sei sempre apprezzato dal pubblico? Sì, e per fortuna un pubblico di qualità, di elite, ma se c'è la piazza mi ci trovo pure bene. Una cosa che non so fare invece è l'attore cinematografico, perché mi piace vederlo, il cinema mi piace farlo, e lo stesso la televisione, davanti a un obiettivo non riesco a essere me stesso, invece in piazza o in teatro sogniamo a casa. Insomma, tu vieni da una scuola di cabaret palermitana, no? Sì, quella dei Travaglini con Gigi Burrano, Antonio Marsala, il nostro regista e autore di allora, fino a pochi anni fa ancora tra di noi, e quindi da una scuola che poi ha fatto scuola, perché da lì sono passati Pino Caruso, Renzino Barbera e così via. Insomma, la storia delle tradizioni popolari siciliane. Sì, più che tradizioni popolari, diciamo la storia del cabaret, che poi il bagaglino di Roma negli anni successivi ha in qualche modo, non dico scopiazzato, ma si è ispirato a quello nostro, perché il cabaret nasce nella Sicilia occidentale, proprio con i Travaglini negli anni 60-70. E quando la beneficenza chiama bisogna rispondere, perché oggi come oggi tutti abbiamo sempre bisogno di qualcuno che ci aiuti, e la beneficenza per me, io lo ritengo sempre un gesto egoistico, perché noi facciamo qualcosa per cui un domani può sempre servire anche a noi, e quindi fare beneficenza, vedetela sempre come una cosa rivolta sempre verso noi stessi. Come diceva qualcuno, ama il prossimo tuo come te stesso, e quindi di conseguenza dobbiamo anche amare il nostro prossimo. Fai parte della scuola di cabaret palermitana insieme a Nanfa, ti esibirai insieme a lui questa sera, ecco, cosa ci puoi dire in più? Cercherò insomma di fare quell'oretta di spettacolo da dividere con Gianni, e Gianni è un maestro, quindi sicuramente mi sento di dire che al di là di quello che poteva essere la scuola del grande maestro Proietti, il maestro Nanfa e la scuola palermitana sicuramente ha fatto tanto anche per la mia comicità, e quindi stasera spero di poterla mettere in pratica. Ecco, una comicità che trae spunto da dove? Dalla mia vita. Io dico sempre che racconto le mie vicissitudini. C'è una battuta che faccio sempre nei miei spettacoli, la dirò in platea, ma la dico anche a voi in anteprima, che dico io dopo 6 miseri psicanalisi mi sono chiesto, ma io perché para una e c'è contare i fatti miei e le pare. Allora ho cambiato strategia,
li racconta al pubblico che paga mia, ed è tutto molto più remunerativo. I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro hanno ispezionato 2 centri edili, uno a Castrofilippo, l'altro a Sambuca di Sicilia. A Castrofilippo il titolare di un'impresa edile avrebbe omesso la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, non avrebbe consegnato i dispositivi di protezione individuale, non si sarebbe occupato della formazione e informazione dei lavoratori sulla sicurezza, non avrebbe installato i servizi igienici nella recinzione del cantiere, avrebbe adoperato un ponteggio irregolare. Lui, un canicattinese di 32 anni, è stato deferito alla Procura della Repubblica di Agrigento. A Sambuca di Sicilia, in un altro cantiere, i carabinieri hanno riscontrato l'omessa recinzione e 3 su 11 lavoratori in nero. Il titolare, un gelese di 35 anni, è stato denunciato, l'attività sospesa, multe per decine di migliaia di euro. Controlli dei carabinieri del NAS di Catania per il contrasto alle attività illecite e alle contraffazioni, a garanzia della sicurezza alimentare. Sono stati ispezionati numerosi esercizi del centro storico catanese e del lungomare di Ognina, tra i quali macellerie, ristoranti e bar con annessa attività di ristorazione, che hanno portato al sequestro di complessivi 400 kg di alimenti. L'applicazione di sanzioni amministrative per oltre 8.000 euro con conseguente segnalazione alle autorità amministrativa dei titolari di 5 esercizi, 2 dei quali hanno subito anche la sospensione dell'attività. Nel dettaglio sono stati sequestrati oltre 60 kg di prodotti ittici posti in cattivo stato di conservazione per i quali non era stata minimamente documentata la cosiddetta filiera alimentare. Tra questi anche alcuni chili di telline, perché non era stata dimostrata l'origine e la provenienza, pertanto posti alla somministrazione in violazione alle citate procedure di rintracciabilità commerciale. 4 giorni di festa per San Calogero a Porto Empedocle. Anche la città marinara ha riabbracciato il suo santo nero dopo 3 anni di restrizioni e rinunce imposti dalla pandemia da Covid-19. La festa nella cittadina di Camilleri si svolge come da tradizione la prima domenica di settembre ed a partire dal giovedì precedente. Tutto iniziato con l'uscita del simulacro dalla Casa del Portuale. Nei giorni successivi San Calogero ha fatto visita ai vari quartieri, a eccezione di Contrada Ciuccafa, troppo lontana da raggiungere, con il simulacro in spalla. Ieri, domenica 4 settembre, ultimo giorno di festa, la processione fino alla centrale Enel, poi i tradizionali giochi pirotecnici. Oh.
adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Siamo allo sport, partiamo dal calcio, campionato di eccellenza. Bene l'Acragas contro la Leonfortese, la prima giornata di campionato vede i biancazzurri esordire con un netto 2-0. Vediamo. L'inizio è nel migliore dei modi, vittoria doveva essere, vittoria è stata, ottimo esordio per l'Acragas. Sì, è un esordio importante contro un avversario duro e scorbutico, anche se onestamente il mio portiere non ha ricevuto nessun tiro nello spicchio della porta, però la partita è stata aperta fino alla fine, forse per un po' di imprecisione nostra, che peraltro poi devo essere sincero, oggi c'era un caldo incredibile, quindi era veramente difficile dare il ritmo alla partita. Poi siamo alla prima, c'è tanto da lavorare, ancora dobbiamo essere più bravi nella gestione della palla in alcuni momenti della partita, dove dopo il gol paradossalmente abbiamo perso un po' di pallone in uscita, dove abbiamo concesso delle ripartenze pericolose agli avversari. Poi ripeto, è la prima partita e ancora c'è tanto da lavorare, già mercoledì si rigioca, per noi la Coppa Italia è importante come lo è il campionato, per noi la partita d'andata non ha sancito il passaggio del turno dell'Acragas, ma ce lo dobbiamo andare a giocare mercoledì. Dopo quella di mercoledì passeremo alla prossima partita. Cosa ti è più piaciuto oggi al di là del risultato molto positivo? Mi è piaciuto la voglia di chiudere la partita. Eravamo sempre lì, abbiamo fallito tante situazioni da gol. Ci sono stati momenti della gara in cui siamo stati bravi a gestire il pallone, altri momenti un po' meno, però ti ripeto, siamo alla prima, ancora c'è tanto da lavorare, c'è gente che sta crescendo in maniera incredibile. Gli over che abbiamo preso sicuramente accelereranno questa crescita, però ti ripeto, non possiamo, già la partita di oggi fa parte del passato. Chi entra in campo fa la propria parte, Briones è entrato, ha fatto gol, ci sono insomma delle alternative molto valide. È un aspetto importante, e assieme al direttore della società abbiamo cercato di creare un gruppo che sia professionale sotto tutti i punti di vista, quindi quando sia nella partita di domenica scorsa che in quella di oggi i giocatori entrano e fanno la loro parte, chiaramente è giusto rimanerci male per l'esclusione iniziale, poi ho spiegato loro che oggi come oggi con 5 sostituzioni si cambiano la partita e chi subentra deve cambiare, perché se pareggio la devo vincere, se perdo devo ribaltare, quindi è chiaro che si fanno le sostituzioni per cambiare proprio le partite, quindi se noi riusciamo a lavorare così in tutto l'anno ci prenderemo grande soddisfazione. Il campionato è duro, però non abbiamo paura di nessuno. In Coppa mercoledì cambierai qualcosa, farai turnover, darai spazio a chi finora ha giocato poco? No, chiaramente farò un'altra formazione, però giocheranno altri 11 titolari. Noi abbiamo tanti titolari e mercoledì ci sarà modo per altri per mettersi in mostra. Esordio con una sconfitta per la Leonfortese, che partita è stata? Fino a un certo punto noi ce la siamo un po' alla pari con un Acragas forte. Poi a me non piace parlare degli episodi arbitrali, però è chiaro che sul primo gol l'errore da parte del guardaline della terna arbitrale è palese. Il fallo laterale era nostro, noi hanno sbagliato, hanno fatto un errore grave, perché da lì abbiamo preso gol, non è una giustificazione perché ribadisco possiamo sbagliare, però è un dato di fatto, che fino a quel momento era una partita in netto equilibrio. Poi è chiaro che tu a questa Acragas, con questi giocatori attrezzati in questa maniera, non puoi regalare nulla. Se poi il regalo viene da parte degli arbitri, allora la cosa almeno il regalo lo facciamo noi, no? Per il resto? Ma per il resto noi dobbiamo fare un altro tipo di campionato, è chiaro, un campionato forte, un campionato con squadre attrezzate importanti, per cui noi dobbiamo andare avanti dalla nostra strada, credo che siamo venuti qui ad Agrigento a giocarcela a viso aperto. Credo che fino a un certo punto, ti ripeto, della partita si è vista una Leonfortese che ha combattuto quasi alla pari con una squadra forte. Poi è chiaro che nel calcio si vive di episodi e poi un episodio cambia il resto della partita. Noi non dobbiamo dimenticare da dove siamo partiti, non dobbiamo dimenticare quello che dobbiamo fare, che sicuramente non è quello che deve fare l'Acragas dell'amico Russello che è lì di fronte, per cui noi dobbiamo fare il nostro cammino. Siamo da Agrigento, abbiamo fatto la nostra bella figura,
È chiaro che da ora in poi vorrei prendere meno complimenti e qualche punto a casa, però ancora siamo agli inizi. Io, come ho detto settimana scorsa, non posso rimproverare nulla ai ragazzi perché stanno facendo un grande lavoro. Non dobbiamo dimenticare, ribadisco, che noi veniamo da 2 o 3 anni, ci sono dei ragazzi che l'anno scorso facevano la promozione. Non è la stessa cosa di andare a prendere giocatori che hanno fatto sempre l'eccellenza B o la Serie D, per cui è chiaro che il gap c'è, però oggi credo che fino a un certo punto non si è visto. È una squadra che ha margini di crescita comunque. Ma è normale, abbiamo margini di crescita esponenziali, la rosa l'abbiamo completata ieri con l'arrivo di Eboa, per cui ripeto, io sono tranquillo e sereno perché vedo che la mia squadra mi segue, che combatte, che è una cosa importante, che gioca a viso aperto, poi è chiaro che qualche volta ci riesce, altre volte ci riesce un po' meno. Dispiace perché, ribadisco, su quell'episodio diciamo che è cambiato un po' la partita, perché quella è una squadra un po' importante, una squadra di esperienza, tu non è che trovi in tutte le squadre, trovi a Garufo e a Caccetta in mezzo al campo. Impressione dell'Akragas? Ma l'Akragas è una squadra forte, è una società forte, attrezzata bene, che ti ribadisco, mi dispiace, non mi piace parlare ora di Ernesto, non perché è un mio amico. Intanto voglio ringraziare l'accoglienza dell'Akragas come società e di Baldo Veneziano che ci ha ospitato a pranzo, che ci siamo sentiti a casa, per cui lo ringrazio pubblicamente. È anche vero che se devo parlare di Ernesto Russello amico è una cosa, parlo io di Ernesto Russello che l'anno scorso ha fatto un autentico miracolo a San Cataldo, che nessuno sarebbe andato in una squadra in Serie D dopo 7 partite e 0 punti, lui ci è andato, allora uno deve dare meriti a chi ha fatto un autentico miracolo, per cui siccome questa squadra non l'ha costruita sicuramente l'ultimo che capita, ma l'ha costruita Ernesto assieme a Nicola che è un bravo tecnico, automaticamente è normale che l'Akragas vada a fare un campionato importante. Ancora a calcio, eccellenza, la Pro Favara, orfana del forte attaccante Giuseppe Gambino, perde contro la Don Carlo Misilmeri 2-0. Il servizio di Giuseppe Moscato. Inizia con una sconfitta il campionato di eccellenza per la Pro Favara. Ieri pomeriggio allo stadio Bruccoleri il Don Carlo Misilmeri ha fatto sua l'intera posta. Una bella partita giocata con uno splendido pubblico che per tutti i 90 minuti ha incoraggiato i propri beniamini, presente anche una piccola rappresentanza degli ultras del Misilmeri. Il gol subito al 6° del primo tempo con una realizzazione di Giuliano che ha un po' stroncato le velleità della Pro Favara, che comunque è subito ripartita per cercare di riacciuffare il risultato. Il secondo gol nel secondo tempo al 25esimo con un calcio di rigore realizzato da Concialdi ha però definitivamente stroncato le velleità di rimettere in sesto una partita che ormai era andata. Prima sconfitta per la Pro Favara che va ad aggiungersi alla sconfitta di domenica scorsa per 3-0 con l'Akragas nella gara di andata della Coppa Italia, gara che avrà il suo ritorno mercoledì prossimo a Favara. La sconfitta con l'Akragas e poi quella con il Misilmeri, forse non era l'inizio che tutti avevamo pensato? No, assolutamente no. Ci può stare, lo valutiamo, lo vediamo e siamo consapevoli che 2 sconfitte pronti e via, una in Coppa e una in campionato, ti possono, diciamo, lasciare il segno, però noi dobbiamo essere fiduciosi, bravi, ottimisti e soprattutto continuare a lavorare come abbiamo fatto fino adesso, non ci sono altre medicine. Che cosa è mancato? È mancato un po' di tutto, nel senso che è mancata probabilmente quell'applicazione mentale di soffocare l'avversario come avevamo detto subito all'inizio, però poi alla fine pronti e via dopo 7 minuti, 8 minuti subisci gol, diventa difficile per tutti quanti, malgrado voglio dire comunque noi ce la siamo giocata alla pari. Mercoledì il ritorno con l'Akragas potrebbe essere un punto di ripartenza? Deve essere un punto di ripartenza sicuramente. Un Misilmeri ben messo in campo riesce a dominare la Pro Favara e credo a vincere anche meritatamente. Abbiamo fatto una buona gara, faccio i complimenti ai ragazzi per l'atteggiamento giusto, un grande atteggiamento da squadra, da gruppo.
soprattutto sono stati bravi a leggere la partita, a essere micidiali nei momenti importanti. Sapevamo di dover soffrire, sapevamo che di fronte avevamo una squadra organizzata con giocatori di talento, che ha fatto un mercato importante come noi, è un campo storicamente difficile, quindi era importante per noi fare una grande prestazione, poi è stata chiusa con i 3 punti, siamo molto contenti. È la prima partita, lo sappiamo, ma che Misilmeri sarà in questo campionato? Ma sarà un Misilmeri, sì è vero che è la prima partita, ma sarà un Misilmeri improntato sull'idea di gruppo, di unione, di lavoro, di sacrificio e di perseveranza. Staremo attenti a essere sempre equilibrati, eravamo venuti qui convinti di fare una grandissima prestazione, ci siamo riusciti, lavoriamo dal 25 luglio, sappiamo che ancora c'è molto da lavorare, ma il Misilmeri sarà una squadra che dimostrerà sempre grande compattezza e su quello che vogliamo basare tutto il nostro lavoro. Arrivare sul podio? Ma guarda, noi ci siamo fatti, già l'ho dichiarato altre volte, ci siamo ripromessi di pensare un passettino alla volta. Adesso ci godiamo questa vittoria che sarà soltanto il tragitto per arrivare a Palermo, da domani abbiamo l'altro obiettivo che è mercoledì. Vogliamo pensare un passettino alla volta, partita dopo partita. Un buon Misilmeri messo in campo ha fatto soccombere la Pro Favara. Che cosa non ha funzionato? Non credo che ci sia qualcosa che non abbia funzionato. Io credo che più che altro la partita è stata messa nel binario giusto per il Misilmeri dall'inizio. Sono stati bravi a difendersi il risultato, non hanno tra l'altro subito tanto, mi aspettavo qualcosa di più dalla mia squadra. E poi, come squadra esperta che sono, hanno fatto il 2-0 e ci hanno chiuso la partita. Certo, è solo la prima di campionato, però bisogna un po' aggiustare qualcosa. Se c'è qualcosa da aggiustare lo vedremo in settimana. Io credo che c'è solamente da fare un po' un esame di coscienza più che aggiustare, perché non eravamo fenomeni prima, non possiamo diventare brocchi tutti in una volta. Quindi voglio una risposta dalla mia squadra da mercoledì, ancora è la prima di campionato e quindi io sono sereno che ci sono altre 29 partite, se andiamo a parlare ora di campionato abbiamo finito. Siamo al basket, Serie A2, la Fortitudo Agrigento fa sua l'amichevole contro la Pallacanestro Trapani con un punteggio di 79-66. La nuova squadra è guidata dal coach Davis Cagnardi, tornato sulla panchina biancazzurra dopo 2 stagioni. Vediamo il suo commento post amichevole. Coach, seconda amichevole di stagione, di pre-season, rispetto a Capotornado diciamo, sembra che ci siano stati notevoli passi avanti sul piano del gioco, anche dell'intensità del gioco stesso e della difesa, bel terzo quarto. Da questo punto di vista lei questo tipo di opinione la condivide? Sì, la condivido, aggiungo però che è normale, sarebbe grave il contrario, perché siamo una squadra nuova, con tanti giovani, che ha cominciato fondamentalmente da una settimana a inserire dei contenuti tecnico-tattici di pallacanestro, perché il lavoro precedente è stato prettamente fisico e atletico e quindi onestamente mi aspettavo di fare dei passi avanti da questo punto di vista. Devo dire che il lavoro da fare è tantissimo, abbiamo avuto comunque dei passaggi a vuoto, seppur anche degli ottimi momenti come ha detto lei. Sono amichevoli che lasciano il tempo che trovano, ci servono per aumentare il feeling tra di noi a livello proprio personale e anche tecnico-tattico, quindi ogni partita è comunque una storia nuova, nel senso che abbiamo bisogno di oliare tante cose, di lavorare su tantissime cose durante la settimana. È un passo in avanti, lo prendiamo come tale, però insomma c'è veramente tanto davanti a noi da fare. Trapani rischia di diventare il leitmotiv di questa fase della stagione, perché poi lo ritroveremo di nuovo in Supercoppa e poi anche alla prima campionato. Sì, d'altronde diciamo così il basket in Sicilia in questo momento è questo, ci sono 2 squadre di Serie 2, quindi è chiaro che sia a livello di amichevoli per avere un livello idoneo, sia i primi incontri ufficiali devono gioco forza essere contro Trapani.
credo da questo punto di vista appunto che anche questa amichevole per quello che è il fattore emotivo vada presa per quello che significa, cioè abbiamo fatto una buona prestazione, il punteggio non ci può interessare, venerdì sarà una partita completamente diversa, primo perché è in casa loro, secondariamente perché è una partita ufficiale e quindi bisogna sempre avere il giusto profilo, il nostro profilo deve essere quello di una squadra che lavora, che prova a costruirsi giorno dopo giorno, indipendentemente da quello che è successo il giorno prima. Finalmente è arrivato Leshon Francis, secondo step per Kevin Murphy, oggi è la seconda fiammata con la squadra, l'abbiamo visto molto avanti, ben inserito. Ma allora parto da Francis, sì, è arrivato, sta arrivando in viaggio per la Sicilia, quindi lo aspettiamo a ore. Sul finalmente, insomma, alla fine ci sono tante squadre che stanno ancora aspettando il loro americano perché sono comunque sempre delle prassi che si possono dilungare. Il nostro Daishon ha giocato lo scorso anno in Ucraina, una zona molto sensibile, di conseguenza il visto non è stata una cosa immediata perché per fortuna negli Stati Uniti ci sono dei controlli di un certo tipo, dovremmo magari anche imparare da loro. Per quanto riguarda Murphy invece è chiaro, esce dal college, prima esperienza fuori dagli Stati Uniti, anche a livello di basket, mi aspetto che debba ancora migliorare molto, già oggi c'è stato un feeling diverso e migliore con la squadra, ci ha fatto vedere anche di avere tante cose sulle quali noi, io e il mio staff dovremo lavorare, è un buon passo in avanti e chiaramente siamo solo all'inizio. Ecco. Albano Chiarastella invece c'è ancora prudenza? Ma Albano sta bene, ha avuto una piccola distrazione muscolare data dal carico di lavoro, per evitare qualunque tipologia di problema, essendo lui fermo dai playoff della scorsa stagione, siamo andati molto cauti, è stato visitato dal nostro medico Rapisarda, è stato ben curato dal nostro fisioterapista Mauro Borsellino, che ringrazio per il lavoro importante insieme al nostro preparatore Gianluca Amato che stanno facendo in questo momento. Nel giro di una settimana è pronto a fare assolutamente tutto con la squadra, che poi sarà o meno della partita di Supercoppa, quello lo decideremo a tavolino in base poi al futuro, a quello che deve essere il suo utilizzo e non al risultato della singola partita, che è chiaramente importante in quanto ufficiale, ma che a livello di importanza la conteniamo per quello che significa. Ecco, la Supercoppa è una sorta di pre-season allungata. Nella maniera più assoluta, non ci sono squadre che possono essere pronte, tutto il lavoro deve essere improntato sulla crescita, sull'arrivare il più pronti possibile al 2 ottobre, che è già una data dove è difficile arrivare pronti, però poi è anche vero che lo spirito degli sportivi in generale, giocatori di basket o altro che siano, è sempre quello di essere agonisti, di provare a vincere, e di conseguenza noi come tutti proveremo a farlo con gli strumenti che avremo in quel momento. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale, grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi, a presto.